Iniziamo la recita dei secondi vespri, 14ª domenica del tempo ordinario, seconda settimana del Salterio. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Trinità beata, luce, sapienza, amore, vesti del tuo splendore il giorno che declina. Te lodiamo al mattino, te nel vespro imploriamo, te canteremo unanimi nel giorno che non muore. Amen. Sacerdote per sempre, Cristo Signore. Alleluia. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché opponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te, principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacerdote per sempre è Cristo Signore. Alleluia. Il nostro Dio è nei cieli, tutto esiste per la sua parola. Alleluia. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia. Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano. Dalla gola non emettono suoni. Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Israele confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore la casa di Aronne, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore chiunque lo teme, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Il Signore si ricorda di noi, ci benedice, benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne. Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi. Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma noi i viventi benediciamo il Signore, ora e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro Dio è nei cieli, tutto esiste per la sua parola. Alleluia. Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Veri e giusti sono i suoi giudizi. Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente. Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria. Alleluia. Sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il vostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Grande il Signore, mirabile la sua potenza. Grande è Signore, mirabile la sua potenza. La sua sapienza non ha confini. Mirabile la sua potenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grande è Signore, mirabile la sua potenza. Gesù venne tra la sua gente e i suoi non l'accolsero. A chi l'accoglie dà il potere di diventare figli di Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù venne tra la sua gente e i suoi non l'accolsero. A chi l'accoglie dà il potere di diventare figli di Dio. Lode a Cristo che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di Lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro Salvatore. Ricordati, Signore, del tuo popolo. Al tramonto di questo giorno, o Sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutto il genere umano. Fa che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile. Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue. Santifica e rinnova la tua Chiesa perché sia sempre pura e senza macchia. Ricordati del tuo popolo, Signore. Benedici la dimora della tua gloria. Dona incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra e in mare. Fa che giungano felicemente alla meta desiderata. Accogli nella tua casa le anime dei defunti. Concedi loro il perdono e la gloria eterna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché, liberati dall'oppressione della colpa, possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Noscum prolepia. Benedicat Virgo Maria.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità della sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos, non è questo, dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse, figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino,
dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore. I nostri occhi sono rivolti al Signore. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria,
il fratello di Giacomo, di Giosè, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva il villaggio d'intorno, insegnando. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi nel Signore Gesù, avete fatto attenzione che il Vangelo appena letto inizia con questa frase: Gesù al sabato entra nella sinagoga e inizia a insegnare, e il Vangelo termina dicendo che Gesù percorreva i villaggi intorno insegnando. Ecco il tema dell'argomento della predicazione è questo: l'evangelizzazione. Uno scrittore in più cristiano del nostro tempo ci ha lasciato questo piccolo racconto. Un pagano, cioè un non cristiano, rideva dei cristiani perché osservano un solo libro. Questo libro solo può essere la Bibbia o il Vangelo. Ma un santo vescovo che era vicino e aveva ascoltato questo racconto gli conta questa piccola novella, risponde con una novella dicendo così: una volta un dottore incontra Gesù. Signore, io so bene che tu fosti il Messia e qualche pronunciaste è pieno di sapienza. Ma come può essere che un sol libero basti in eterno a tanta gente cristiana? Un solo libro è una cosa impossibile. Gli rispose quel vescovo: è vero quello che dice, ma tu sai che il popolo mio lo riscrive il Vangelo ogni giorno. Con questo racconto il dottore intendeva provocare ogni cristiano a scrivere, diciamo così, un quinto Vangelo con la propria vita. Anche ognuno di noi è chiamato ad essere, ogni cristiano, in sola parola, dobbiamo essere un cristiano, deve essere Vangelo vivo. Un cristiano, se no, che cristiano è? Nel mondo
bisogna essere così, perché il Vangelo di Cristo non rimanga lettera morta. Ci è capitato qualche volta di incontrare una persona che si proclamava cristiano e non lo dimostrava con i fatti. Quando l'hai visto fuori dei gangheri, viene vomitare parolacce per un non nulla, per niente. Ci siamo chiesto, ma che razza di cristiani sono queste? Noi stessi, quante volte non ci siamo sorpresi, infedeli alle promesse che abbiamo fatto a Cristo Gesù. Forse in quei momenti abbiamo dato ragione a Lutero, che chiama il cristiano Lutero, chiama il cristiano uccello, bravo. Ebbene no, come cristiani dobbiamo vivere il Vangelo nel nostro ambiente. Quando vivere? Oggi, senza ripiegamento su noi stessi e senza evasione nel futuro. Oggi Gesù ci chiama a seguirlo per diventare suo discepolo. Oggi è l'unico tempo che ci viene offerto per la nostra salvezza. Ieri è già passato e domani non sappiamo se l'avremo, se vivremo fino a domani. Oggi è la carta bianca su cui possiamo scrivere il nostro quinto Vangelo, ma proprio qui sta il problema. Come possiamo scriverlo se fino ad ora gli altri hanno visto in noi soltanto un abbozzo al Vangelo? Se ne accorgono gli altri se noi non conosciamo il Vangelo? Senza Vangelo che cristiani siamo? Hai ragione. Tutti possiamo vedere i risultati dell'egoismo. Quali sono i risultati dell'egoismo? Corruzione, vizi, litigi, gelosie e altre cose del genere. Esaminiamo il nostro comportamento giornaliero per sempre, se camminiamo secondo Dio o secondo l'egoismo. Guardiamo con amore la Madonna e diciamole: o Vergine coraggiosa, ispiraci forza d'animo e fiducia in Dio, perché sappiamo superare tutti gli ostacoli che incontriamo nel compimento della nostra missione, nostra evangelizzazione. Insegnaci a trattare la realtà del mondo con vivo senso di responsabilità cristiana, nella gioiosa speranza della venuta del regno di Dio. Oh Madonna di Lourdes, che insieme agli Apostoli in preghiera, in attesa dello Spirito Santo, vivi su te, no? Madonna, perché
corrispondiamo pienamente alla nostra vocazione, alla nostra missione e portare molto frutto per la nostra vita e nulla del mondo. Il Vangelo oggi teniamo nel cuore e non dimentichiamolo mai più. Signore, siamo cristiani, siamo sempre, ogni giorno, di cristiani quotidianamente e viviamo la nostra giornata nel nome di Gesù Cristo. E chiude il Vangelo con la stessa parola che Gesù, anche noi dobbiamo fare come Lui. Gesù percorreva i villaggi dintorno insegnando alle persone che incontrava. Ogni cristiano si sforzi di fare a questo modo, altrimenti il cristiano si siede e non combina niente. Non possiamo andare avanti così. Viviamo il Vangelo, viviamo il Vangelo, siamo di esempi agli altri. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. fratelli e sorelle, il Signore Gesù è presente in mezzo a noi, radunati nel suo nome. Chiediamo la grazia di saperlo sempre riconoscere nelle parole e nel pane spesato, nei poveri e nei sofferenti. Animati dallo Spirito, apriamo il cuore alla preghiera. Insieme diciamo: Padre, accresci la nostra fede. Padre, accresci la nostra fede. Per i pastori della Chiesa, perché con umiltà e coraggio apostolico annuncino sempre a tutti che solo Gesù è il vero profeta nel quale ogni persona può trovare piena realizzazione e vera salvezza. Preghiamo. Padre, accresci la nostra fede. Per tutti i battezzati, perché non vivano una religiosità esteriore, ma nella fede facciano una personale esperienza di Gesù, che trasformi i cuori da un vero senso alla vita. Preghiamo. Padre, accresci la nostra fede. Per coloro che soffrono, soprattutto a causa della pandemia, perché pregando con fede possano sperimentare, sull'esempio dell'Apostolo Paolo,
che Dio non abbandona mai i suoi figli, ma li ascolta e viene loro incontro. Preghiamo. Padre, accresci la nostra fede. Per tutti noi, perché anche nei momenti di grande difficoltà e di dolore, nel corpo e nello spirito, possiamo sperimentare la forte e consolante presenza del Signore che dice: ti basta la mia grazia. Preghiamo. Padre, accresci la nostra fede. O Dio, tu come Padre conosci le nostre fragilità e paure, donaci il tuo Santo Spirito e così anche nella debolezza saremo forti in Cristo Gesù, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova della Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Col sangue del tuo Figlio e la potenza del Spirito lo hai ricostituito l'unità della famiglia umana disgregata dal peccato, perché il tuo popolo radunato nel vincolo e l'amore della Trinità, a lode e gloria del tuo multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo del Cristo e Tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, unita ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fatto questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordate, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutti l'ordine sacerdotale. Ricordati dai nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto del tuo misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati al cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la comunione state seduti, fanno passare i volontari.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e fa ch'io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Gesù insegnava nella sinagoga e molti rimanevano stupiti della sua sapienza. San Michele Arcangelo, Bendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in redimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ricordo gli avvisi. Dal lunedì a sabato alle 9:30 Santa Messa, a seguire il Santo Rosario. Il lunedì sera, ore 20:30, le preghiere guarigione e liberazione.
mercoledì sera e venerdì sera, ore 20:30, la messa di guarigione, e mercoledì sera riservate ai volontari. Ricordo, giovedì, venerdì e sabato, e domenica ci sarà qui Don Marcello Stanzione, sacerdote che parla degli angeli, ha scritto tanti libri sugli angeli, sui santi. Faremo un trido sugli angeli. Giovedì sera e venerdì sera, ore 20:30, Santa Messa, e sabato si conclude il triduo a Forno di Quazia, siamo in pellegrinaggio alla piccola Lourdes. Poi domenica pomeriggio non c'è la messa alle ore 17, domenica prossima faremo la messa di guarigione alle ore 16. Mi raccomando, non venite alle 17 che non c'è la messa. La messa ci sarà alle ore 16, quella di guarigione. Bene? Quella che facciamo venerdì sera. Una volta al mese facciamo anche la domenica, capita questa domenica qui. Ore 16, domenica prossima, messa di guarigione. Ricordo di tenere distanze da maghi, cartomanti, medium e genti strani che fanno del male, e il male attacca, poi una volta che attacca è difficile tirarlo via. Mi raccomando, non siamo così ingenui. I figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce, perciò stiamo molto attenti. Se c'è qualche parente, amico, familiare o conoscente che va da questi malvagi, ditegli di non andare più, che a parte che spillano i soldi fosse niente, ma si rischia di perdere l'anima, ricordatelo. E se perdo l'anima vado a finire all'inferno, anche se tanti non ci credono più, ma esiste purtroppo, c'è ed è eterno, come il paradiso c'è ed è eterno. Ricordatelo, i santi ce l'hanno spiegato, ma non un santo, centinaia e centinaia e centinaia di santi hanno spiegato queste cose. Bene? Paradiso, purgatorio, inferno, tantissimi santi, il Signore, la Madonna gli hanno fatto vedere com'è il purgatorio, com'è l'inferno e com'è il paradiso, e l'hanno spiegato molto bene. Santa Veronica Giuliani, Santa Faustina, San Padre Pio, tantissimi altri santi, Santa Gemma Galgani, e hanno spiegato. Purtroppo adesso, al giorno d'oggi, non si parla più di questo nella Chiesa, purtroppo, va bene? Però si stanno avverando tutte le profezie. Andate a leggere le profezie dei santi e dei beati, soprattutto l'ultima, Beata Emmerich, che diceva che quando c'erano due papi, e questi sono i tempi dei due papi, ricordate, c'è stata una chiesa vera, una falsa, eccetera, eccetera, però il tempo durava poco. La Beata Emmerich ha visto tutto nel 1820, pensate un po' voi, ha visto quando la chiesa è in difficoltà. San Giovanni Bosco diceva che la chiesa traballerà, ma non crollerà, toccheremo il fondo, quello sì, si sfascerà e poi risorgerà più bella e più splendente di prima, ricordatevelo. Lo dicono i santi, non è che me lo invento io. Siamo in piena Apocalisse, ma quasi nessuno se ne è accorto. I veri cattolici si accorgono in che tempi siamo. Guardate i tempi. Quasi nessuno parla più del Vangelo, tutti hanno paura, terrorizzati. Di che cosa? Il passo del Vangelo di oggi, cosa diceva il Signore? Vediamo se ricordate. A casa sua, nel suo paese, Nazareini, l'hanno cacciato via quasi. Il figlio del falegname può avere questi doni? Vi rendete conto? E noi siamo quasi uguali a Gesù. Gesù è un'altra cosa, però quando cominciamo a pregare che cosa succede? I parenti, i familiari, i conoscenti, gli amici si allontanano, te ne dico di tutti i colori, perché uno prega o va in pellegrinaggio, eccetera, eccetera. Ce l'hai tutti contro, perché il demonio si scatena con queste cose qui. Quando comincia a pregare non vuole, e allora usa le persone con calunnie, diffamazioni, quelli che c'è intorno, gli amici che si allontanano perché tu vai in pellegrinaggio, vai in chiesa a pregare, e succede anche questo, ai nostri giorni, capito? Ci ha spiegato Gesù, no? Nel Vangelo di oggi è uguale a noi, ricordatelo, siamo odiati a causa del suo nome, ed è vero, ricordatevelo, queste qui sono profezie che attualmente si vedono. Mi fermo qui. Leggete tanto le catechesi che servono a crescere spiritualmente, mi raccomando, quando passa il Vangelo non si capisce, la catechesi lo spiega bene. Nel nostro sito trovate tutte le catechesi, siamo arrivati alla 372, pensate un po' voi, in tutti questi anni, va bene? Ogni settimana mettiamo una catechesi nuova. Ricordo il famoso 5 per 1000, siccome non costa nulla, è gratis, ve lo chiedo, se costava qualcosa non ve lo chiedevo, ma siccome è gratis ve lo chiedo. Mettete il nostro codice fiscale nella dichiarazione dei redditi, ormai stiamo finendo, siamo agli sgoccioli, va bene? Poi a casa fate una lista di liberazione, le persone che volete più bene, chiamate, fate una lista di liberazione per cui dobbiamo pregare per quelli. Allora cosa fate? Mandate un nome a noi, non lo mettiamo qui sull'altare, in quel quaderno lì ci sono tutti i nomi, rimangono sempre i nomi, non li cancelliamo mai, li aumentiamo, tutti i giorni aumentano. Bene? Così le vostre intenzioni noi le preghiamo qui dall'altare, arrivano anche a casa vostra, perché chi agisce è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo arriva ovunque.
ricordatevelo, non siamo noi a agire, ma lo Spirito Santo. E vi dico quello che succede nelle case quando facciamo le preghiere, ricordatelo. Lo Spirito Santo agisce fortemente in tantissime case, la gente ci ringrazia, si chiama da tutta Italia, ma ormai in tutte le parti del mondo ci sentono il nostro sito, dall'Africa, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Lussemburgo, dal Dubai, dagli Stati Uniti, dal Canada, un po' ovunque stanno guardando il nostro sito, pensate un po' voi. E noi non ringraziamo mai abbastanza, dobbiamo ringraziare la Madonna sempre di più per tutte le grazie che ci sta dando. Entriamo nelle case a portare la guarigione, la liberazione, la conversione e la parola di Dio. Questo è straordinario, ricordate, pensate un po' voi che grande apostolato che sta facendo fare la Madonna, entrare in tutte le case. Tantissime persone mi invitano in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, in Puglia, ma sono tantissime. Allora ci vuole un permesso di un sacerdote, se non c'è permesso di un sacerdote io non posso venire, altrimenti ci andiamo a scontrare. Allora se un sacerdote ci invita io vengo volentieri a aiutarvi, ci mancherebbe, la mia missione è aiutare il prossimo e dove ci invitano un sacerdote io vengo. Ricordo, dal 22 al 29 agosto faremo una gita al lago termale numero 1 al mondo, c'è un'acqua speciale, va bene? In Ungheria, andremo in Ungheria dal 22 al 29 agosto, si parte il 21 sera, fuori c'è il cartello se qualcuno vuole guardare, se vuole scrivere, domani cominceremo le iscrizioni, dal 22 al 29 agosto. Mi fermo qui, concludiamo con il canto, ricordo domani sera alle 20:30 preghiera di guarigione e liberazione.